i giovanotti in cerca di scambiare. A volte i patrioti vanno via a cristare. Un sogno cittadella, un puli a stanciare. Un'idea zitella di tempi e tempi fa. Bon, saluto a tutti, scusetti su poco tanto di ritardo e contento di essere qui con voi per questa conferenza di Stomp. Ringrazio Adele Montier di avermi invitato a fare questa comunicazione di titolo Lingua, Nazione e Federalismo Linguistico, dunque programma tremendo, vedete qui che non vi propongo mica di entrata un piano, ma piuttosto una spigolera, una riflessione insieme nanta ciò che può ricoprire la nozione di lingua e poi di nazione, di lingua e da nazione, intendo di sicuro a nazione corsa, primo affare che si potrebbe mettere in causa, ma io parto dal principio di capito che a Corsica è una nazione, ma si può di sicuro contrastare e discutere, e un'epoca di questioni che si pone in dire che di prima per la radio di un corso che disgraziosamente non era lingua e nemmeno attributo di nazione al XVIII secolo, un corso che nel frattempo è diventato lingua, ma una lingua come l'altra, una lingua normata, unica, eccetera, eccetera, lingua di nazione corsa, lingua unica e sovrana, nazioni, ma sapete bene che oggi ci sono quantunque correnti, dibattiti, contrasti che ci mettono quantunque in dibattito. E poi dunque ci mette in situazione di domandarci come un corso potrebbe campare esiste in questo mondo oggi, in questo mondo da più o meno uniformizzato, unificato no, ma quantunque chi ha diversità all'equo e beh, e dunque chi progetto di società possiamo bramare. Dunque avete capito che questa conferenza qui sarà da me parti monda assai indiata e che si indiatura qui, un'indiatura scientifica, intendo, non so mica qui da militanti, da portare un'ideologia, non so mica qui in meeting, ma proprio un'indiatura scientifica, una forma d'obiettivazione di un proposito che si vuole indicato e dunque ci mettiamo dunque in situazione di speculazione scientifica. Dunque, primo punto, riferendo a ciò che si può chiamare forse una cacciata di Iago Montier che fece parecchi anni fa, in 89 per essere precisi, in dei papieri d'identità, e intitolava uno dei suoi capitoli O Pasqua tamonto scordo, disgraziata no, che Pasquale Paoli si è scordato di mettere la nazione del XVIII secolo a lingua corsa. Dunque, e dopo cito pagina 26 uso libro, papier d'identità che avete letto normalmente, perché giunti qui, cioè lei di papier d'identità di Iago Montier, che realmente è stato ripubblicato nel 2008, un corso toscano soltanto considerati due varietà di una stessa lingua. Dunque siamo in situazione di diglossia stabili, un corso non è mica considerato lingua, ma chi divi? Un corso tanto penso che non aveva manco un nome e che era in intreccio sodo con l'italiano,
tanto era anche italiano che sapete che l'unità dell'Italia, l'Italia Stato-Nazione, una facarà che al XIX secolo, in 1860, 70, 60 mi pare. Un secolo dopo, dunque corso e toscano sono due livelli di lingua che hanno un nome da più a meno e a Corsica, ma il corso è parlato in tutti i paesi, in una varietà dialettale. Penso al XVIII secolo, che è qui da che conosciamo oggi, con uso sultanaccio, con uso fiumorbaccio, con uso bastiaccio, uso aiacino, eccetera, eccetera. Penso che tutto questo è l'idea bello impostato e praticato, franco chi, rivendicazione linguistica in cinese, e poi a nazione corsa si va non si va mica nanta un progetto di riconoscenza culturale, ma nanta un progetto e una Costituzione. Bene di che Paoli che è quantunque interessantissimo, fonda a nazioni nanta un contratto cittadino, un contratto di popolo, e mica nanta una precedenza culturale, ciò che vedrete può essere costitutivo di una nazione. Ma a tempo, quando c'è una rinvivita di l'idea nazionale al XX secolo, un tipo di mica pudia non ha fatto che il corso è stato lingua nazionale al momento dell'indipendenza di Corsica tra 1755 e 69. Eccellente, vous suivez. Dunque, guardiamo appena di noi come la Francia fonda la sua nazione, parla appena, da spiegare appena nella nazione. E mi sono appoggiato un articolo buonissimo che mi arrangia assai dell'idea che mi piace far passare, Langue et Nation, le débat franco-allemand entre Renan et Fustel de Coulanges et David Friedrich Strauss de Mommsen. Dunque, al XIX secolo l'idea di una nazione, la concepitura di una nazione è sfarenta tra la Francia e l'Allemagna. Ma, qui è ciò che si dichiara, vedremo che forse la Francia ha sbagliato appena il suo principio di nazione, che è una nazione contrattuale, le plébiscite du quotidien, come lo dice Ernest Renan, vale una costruzione permanente. In France faccio un corso, in Francia non c'era mica un momento della Costituzione a nazioni di cittadini, d'unità linguistica, ed è vero che a un momento che passiamo alla rivoluzione francese, la Francia è una mosaica, che c'è l'alsaziano, l'occitano, il bretone, il basco, il catalano, e a questo momento qui a Corsica è stata appicciata, è stata liata alla Francia da poi a sconfitta di Pontenot, e tanto siamo in della Francia. E dunque è solo dopo che la nazione abbia amici fosse stata istituita nella sua forma repubblicana che l'abbé Grégoire propone l'unificazione linguistica di Francia. Ma l'unità linguistica non era mica giacimento sorgente di identità nazionale, era piuttosto una necessità consecutiva dovuta alla volontà politica della Repubblica, a partecipazione attiva alla vita politica, a necessità di costruire un comune. Dunque, è quello che mi interessa proprio, fu il fatto di l'identità nazionale, e l'identità nazionale unica e comune in Francia, fu una conseguenza e mica un fondamento dell'appartenenza alla nazione. Dunque, è importante questo, di sapere che quantunque a principio a Francia non è mica un postulato di una nazione etnica, non è mica una nazione etnica,
e un po' mica essere una nazione etnica che fuori di l'Île-de-France non c'è mica una unità linguistica culturale palese. E per questo che Grégoire, Barrère, eccetera, si mettono quantunque incrociata per poter unificare e per dare un comune. Ciò che può essere un'idea interessante all'epoca, ma dopo, quando su comune diventa unico e quando è stato acquistato e non si vuole mica voltare a una ricchezza e a una diversità, tanto pone quantunque problema. Dunque, vedete che qui a principio c'è un problema e all'inverso questo articolo dice che la nazione alemana, tedesca, si fonda a precedenza culturale. C'è un popolo che parla la stessa lingua, eccetera, eccetera, e da qui ne tiriamo una nazione. Dunque, sono due maniere tra il contratto cittadino e la precedenza culturale, che sono due maniere di vedere la nazione. E Paoli, vedete bene, che non avendo mica chiaro la lingua in della sua nazione, ha di già e di modo assai attivista scelto un modello di nazione non ha un contratto, non ha un acconsento che accetta tutto il mondo, non ha un territorio, almeno era all'epoca così. Allora, scusate se c'è un po' di francese e sono diapositivi caducati per ricostituire un insieme tematico oggi, dunque io faccio un corso e apparisce so che in maniera praticate e capite il francese, dunque non c'è mica problema. Lingua e nazioni, da allora a Yadina, qual è che è giunto prima? La lingua di nazioni era qui prima o allora di un Stato-nazione che crea la lingua in della nazione. Tutto questo è un dibattito che va giù posto a voir con i due modelli, un modello di un Volk, di un popolo alemano, e un modello di un francese, un Stato francese, che l'unità politica dà nascita a nazioni che si ora di a lingua come arnese attraverso d'unificazione, ciò che è un progetto sfamante. Fuori qui un problema che si pone con la Francia oggi è che, voglio subito andare alla prima conclusione, è che quando questo progetto è giunto alla fine, viene a dire che non so se voi conoscete in Francia una persona che è unicamente locutore di una lingua regionale, quel che sia che non parlaria unicamente che un corso, che l'occitano o il basco oggi, senza essere bilingue con francese. Conoscete una persona corsa che non parla mica francese oggi? Un paese alto, ritirato, un pastore, una specie di caricatura paesana. Ne conoscete uno che non capisca mica il francese e che non lo parli mica in Corsica oggi? Forse ce n'è uno che non conosco mica, ma voglio dire per cui che il progetto di l'abbé Grégoire e di l'avvocato Barrère della rivoluzione francese è giunto circa negli anni 40-50, poi da 60 a fine. A fine voglio dire che il comune che era proposto da unificazione della nazione francese è giunto a un risultato previsto che ognuno in Francia con un accento, con mica perché c'era cioccolatini e il pain au chocolat che non aveva tutto un storia, ma ognuno in un francese che sia più o meno standardizzato, ma ognuno parla francese. E in più ognuno ha un francese di scuola, un francese di norma, dato dalla scuola, eccetera, eccetera. Il problema è che quando siamo giunti a Savini qui, e che la rivendicazione è casca a tempo, casca veramente a tempo, e che la rivendicazione di una rivitulita di lingue regionali a fare in Francia, è niente, no, mica. Non ne volevamo mica,
e leggi Dexon, 51, fine. Piano piano, e sappiamo, abbiamo da sbuginare per la storia qui, ma vedete qui a un momento dato che c'è un problema, che quando il progetto è giunto a fine, a rivendicazione di diversità e di rispetto di ciò che c'era innanzi alla lingua francese, non è mica rispettato. Dunque, poi quanto un problema. Allora, 2 o 3 diapo sempre in una serie di nazioni, qualche definizioni qui, nazioni insieme di umani campando in un stesso territorio, nazione, l'idea di nascita, insieme di individui che sono nati in degli stessi luoghi, che l'idea di nascita oggi ci ne ultimo un poco, il senso moderno è quello di popolo, differenza tra popolo, nazioni, ma c'è di nuovo l'idea di Stato che si mette a mezzo, dunque lo Stato è politico, è centralizzato, a nazioni da più o meno è culturale, quanto idea a definizione prima, e il popolo è l'insieme di scienziati che si mette in giro, ma l'idea di contratto quantunque ferma, ben a dire l'idea di volontà di campare insieme e di darsi un comune quantunque è importante. Dunque l'affari sono appena intricciati, non abbiamo mica fa quantunque tutto asianza a definizione stessa di nazioni, ma vedete che l'idea stessa, il concetto stesso è appena frollo, appena difficile a almanacare così, senza dargli quantunque un contenuto, e un contenuto a più parti del tempo è politico. Penso che c'è la ritiene che lingua e nazioni non è mica un'evidenza palese, c'è la rammentarsi sempre che ciò che è naturale in dell'umano non è mica la lingua, ma è l'apparecchio fonatorio. Vuol dire che nasciamo tutti, la razza umana, non c'è che una razza umana, nasciamo tutti con la possibilità di pronunciare, di realizzare una lingua con la nostra bocca, il nostro apparecchio fonatorio. Ma dopo, se noi parliamo russo, corso, francese, italiano, in tutta la diversità e tutte le possibilità che ci sono date da un mondo usano, che non è mica naturale, che è culturale, che è un acquisto dall'educazione di famiglia, l'educazione ambientale e di nuovo l'educazione scolare. Dunque, l'idea di nazione con la lingua è una costruzione di nuovo culturale dall'umano e una volontà che c'è l'almanacca omica e che è ricusata dall'egemonia e i prepotenze di nuovo secondo i luoghi di su mondo così complesso e crudele. A Paoli qui non ci si può fidare tanto, benché quantunque è interessante la nozione di nazione di Paoli che ci dà gli elementi per dire la nazione è un contratto, attenti, e in suo contratto ci metti a volontà di un popolo, dunque è quantunque interessante, non c'è mica una precedenza, un'etnia che si va a civare, e può essere interessante di noi in dei contrasti, dibattiti che possono barcare, francare e attraversare la corsa in suo mondo. Dunque, appena di rammenti di noi una storia, posto che Paoli un amico dell'idea di lingua, guardiamo appena qualche elemento di noi. Thiers, che parla di Francesco Ottaviani Renucci, principio del XIX secolo, prima metà. A dignità, dice Thiers nel suo libro, a dignità letteraria si potrà ottenere per l'estro corso, parlando di Renucci, ma non si tratta di lingua corsa, all'epoca, che ferma il dialetto vernacolo, la langue vernaculaire, le dialecte vernaculaire. Dunque non si tratta anche di lingua qui, ma
quantunque Gian Guido Talamoni in sul stesso XIX secolo ci dà che l'idea di nazione è sempre presente e ci dà uno strato di un buttafuoco qui dice la Corse était une nation indépendante et libre avec un gouvernement issu de la volonté nationale, des institutions en rapport avec les besoins, les aspirations, le caractère et les mœurs de ses habitants, une magistrature intègre et énergique, des lois sages, etc. Un tema quantunque all'idea di nazione. Santo Casanova nemmeno, 1901 à Tramontana, il doit être entièrement écrit dans le dialecte que parlaient nos valeureux ancêtres. Dunque l'idea di lingua è un'esitazione, e anche un'esitazione di amour, che ha momento dato quando rivendichi l'insegnamento di un corso, dici domandiamo l'insegnamento di un dialetto locale e di a lingua italiana. Dunque vedete che l'idea di vecchia discussione tra l'italiano, il toscano e il corso è sempre nata in dei spiriti in degli anni 20, non è mica proprio lo stesso l'anno corso, ma quantunque l'idea di lingua non c'è mica proprio qui e siamo sempre in una rappresentazione diglossica di un rapporto di lingue in presenza. Doppia diglussia per il corso, in Amura per esempio, diglussia tra l'italiano e il corso, e parlando corso più moderati e leali, una diglussia tra il francese e il corso. Allora, a quando ricorda un corso, a presenza di un corso, quantunque, per dare un elemento culturale di noi e un appoggio di un capitale, un patrimonio, non da chi ci possiamo appoggiare. Eravamo da più o meno da consento qui per dire che troviamo una sfarinziazione tra il corso e l'italiano in de Guglielmo Guglielmi, XVII, XVIII. Dopo il XVIII poco affari di noi, dopo in dei studi corsi, quasi tutti abbiamo principiato a storia di sa spiccanza palesa tra corso italiano, in dei brano di Salvatore Viale, il Sirinato di Scarpino, per rapporto all'insieme di agionomachia, e Fenduera quantunque chi a base di grafia italiana il Sirinato era scritto altrimenti e più in conformità in corso, e quando qui tutto tiriamo un filo e tutto il XIX, Paolo Matteo della Voata, eccetera eccetera, Santo Casanova, chi quantunque a Izza un corso a un statuto di lingua di giornalismo, benché è considerato sempre dialetto, eccetera eccetera. Dunque qui tutto un processo, tutto un procedimento di l'individuazione della lingua corsa, vale a dire usò carattere autonomo per rapportare altre lingue, l'individuazione è un'idea, un concetto di Giambattista Marcellesi, tutto che sa da sbucina a poco durante i 2 secoli, un certo tempo, ma chi per rapporto all'occitano o il catalano finalmente non è tanto, posto che noi allora, abbiamo battuto o abbiamo beneficiato non soltanto, ma abbiamo quantunque su toscano che ci aiutava di lingua alta e che a tempo ci metti appena alla piatto, è una lingua di un paese, una lingua di sud così, che non era mica in evidenza, in risalto per lo scritto, per gli studi, eccetera eccetera. Nemmeno dell'insegnamento. Sapete quali è la lingua principale dell'Università di Pasquale Paoli in 65? Il latino, bravissimo. Dunque vedete che non è manco un toscano che è presente attraverso qualche insegnamento, ma la lingua maggioritaria dell'insegnamento dell'Università di Pasquale Paoli è il latino, e anche i tesi in Francia si tengono al XVIII sempre assai in latino.
Dunque, la lingua affacca quantunque in tutto sul processo di riconoscenza, di legittimazione, di costruzione, e tutto che è una costruzione, tutto che è un argomentario oggettivato, non c'è mica che militantismo qui, ma a volontà popolare, un militantismo gioca assai per darci i strumenti di un contrasto, per dire, d'accordo, noi in Corsica e noi corsi siamo in un'idea, in una rappresentazione, in una volontà, ma a Francia di noi. E non è mica una che è lecita, scientifica e naturale, tra virgolette, e noi che saremmo una lingua che non ha mica diritto allo sviluppo e all'emancipazione. Dunque, questa costruzione e simpetto comincia a farsi al XX secolo, con la CISPA, vedete la famosa frasata, monda ripresa dai corsi nazionalisti in particolare, a Corsica non è mica un dipartimento francese, è una nazione vinta che ha da rinascere. E a questo momento qui, con la CISPA in particolare, il corso si distingue di italiano, il corso si parla, si canta tradizionalmente, ma si legge e si scrive di più in più, partendo da questo momento qui, e sarà l'oggetto di una dichiarazione politica con una rivendicazione linguistica. Tanto qui, con la CISPA del 14, ma è roba che voi avete praticato mondo i vostri corsi, a mi penso. Giungiamo a questo momento qui che il corso diventa per dichiarazione, lingua, individuazione, riconoscenza e intrecciate cambiarini, 71, è scritto in francese in un manuale, non so se voi l'avete avuto in mano, nous déclarons langue corse l'ensemble des parlers de langue. E qui siamo di già in un'idea proprio interessante, due elementi, langue corse, mica langue bonifacienne, langue ajaxienne, langue bastiaise, langue corse. Et d'où l'ensemble des parlers de l'île. Et qui, in su nicho qui, in sa sumenti qui, è tutto l'idea in onda per stazionare dopo un concetto di polinomia. Siamo passati di nuovo per dialectique de l'un et du multiple, con Farando Ettore, ma 71 è comunque un momento importante quando l'ortografia è stabilizzata, che la lingua è chiamata e nominata lingua e che non c'è mica l'idea di uniformizzazione, di normalizzazione per una varietà unica, ciò che è il caso di anche le altre lingue regionali, il basco, l'occitano da più o meno non ci riesce, ma quantunque l'idea di una standardizzazione, una facanica è forza una buona. Dopo se guardo per esempio i pareri di altri linguisti, ciò che noi rimandiamo da sa lingua, en Corse, les régionalistes nationalistes ont choisi de tourner le dos à l'italien, bon, à principe, que si vous l'avez discuté pour faire du dialecte insulaire une langue régionale singulière avec ses formes écrites. En Alsace, les mieux investis dans la diffusion, et par Fabio quantunque vera come un Corsica ci siamo dato un'individuazione, les milieux investis dans la diffusion du bilinguisme ont fait le choix de promouvoir l'enseignement de l'allemand plutôt que la langue parlée des Alsaciens bilingues. Il n'existe qu'une seule définition scientifiquement correcte de la langue régionale en Alsace, ce sont les dialectes alsaciens dont l'expression écrite est l'allemand. Chi ci impediva, così tanta, di fare lo stesso, dicendo il n'existe qu'une seule définition scientifiquement correcte de la langue corse en Corse, ce sont les dialectes corses dont l'expression écrite est l'italien. Ma non abbiamo mica fatto. È un deciso che
il corso sarebbe una lingua autonoma. E quindi no, è una decisione, è una costruzione. Abbiamo altrettanti argomenti per dire così che il corso era un dialetto di italiano, che a decisione scientifica e punti data da storia per dire che il corso è una lingua autonoma e di variante anche pure cucina, parenti, vicina da italiano. Dunque, questa scelta qui è una scelta di individuazione di una lingua sana, para e unica, la lingua di corso, e è anche deciso una ufficialità. Bon, a tempo in stani qui, vedo che ha figliolato appena in chiama di Castellà, di 73, so se voi ci vedete abbastanza, mica tanto. L'idea di lingua, di popolo, voltiamo appena l'idea di nazioni senza troppo mettere a vocali in la lingua corsa. Popolo corso che ha diritto alla parola, ma è una parola democratica. L'heure est venue d'en finir avec 2 siècles de colonialisme, assimilation, progrès politique, etc. L'heure est venue de faire la Corse nôtre, la Corse corse, quasi-lingua, bien diaguisopei, ma l'affare di lingua di nazioni, on apparaît chimique. Celle-ci nous donnera la possibilité de retrouver dans la nation corse notre identité culturelle. Bon, appena troppo lontano, che se no guardiamo un discorso di Sani qui, c'è la lingua, ma bon, infatti l'affare si salmanacarà poco a poco e entriamo quantunque in un periodo, non voglio mica lavare tutta la dimostrazione, ma entriamo in un periodo che è andare a, per dare il termine di Lafont, retrousser la dilucia. A poco è da cercare a contrarre la dilucia per metterci in situazione di rompere su coppio dialetto, lingua, su coppio patois, lingua e darci un carattere di parità, di rispetto sano e completo e giungiamo a questo punto qui torna a Diagomutier, torna a Diagomutier, faccio riverenza qui a un rapporto che era stato dato avanti bell'annunzi a un voto di ufficialità, lo metto qui perché voglio di non insulcare un discorso di oggettivazione e di sguardo davanti a ciò che era diventata la lingua corsa a capo di 30 anni di apparecchio di legittimazione, apparecchio critico, apparecchio di concepitura della lingua corsa e qui vedete che a un momento dato c'è una dichiarazione en Corse, le corse est en effet bel et bien devenu la langue du citoyen. Testo di 2004 che non è mica stato editato mi pare, ma è ora da rapporto se volete bisogno un mondo senza problemi. Vedete che il discorso si ritaglia qui. La séparation semblait bien être entre la langue officielle et la langue maternelle, entre la langue du citoyen et celle de l'État et de la communauté culturelle de la région. Francese faceva differenza tra la sfera pubblica, dove c'è la lingua di comune, e la sfera privata, dove c'entrano le lingue usate in dei famiglie. Per dire che se voi usavate la lingua corsa in paese, in Carugio, non era mica considerata una lingua pubblica, ma una lingua privata. Per dire che si ricusava alla lingua corsa con questo concetto qui, il fatto di essere una lingua comune, che molta gente appartiene. Un affare tremendo quantunque, l'idea che si voleva passare. Ah no, ma la langue régionale c'est de l'ordre du privé. Pour la parler en famille, à l'église, ma sfera pubblica no. C'è quantunque una... E qui Thierry venne e dice all'Assemblea di Corsica che aveva fatto comanda di un rapporto. D'une certaine manière, le français a pu longtemps représenter tout le champ de l'officialité des emplois formels, vie scolaire, intellectuelle, littéraire, administrative, et le corse quasiment tout le champ de l'affectivité, vie familiale, affective, contexte non formel, etc., etc. Et il est évident que cette ligne de démarcation n'existe pour ainsi dire plus. È finita. Dunque, è finita in termini di costato.
dunque, eccetera, eccetera. E il y a un momento che viene l'affermazione di una maturità di situazione e tanto in 2013 qualche anno dopo sarà votato in un momento che io considero storico a ufficialità di lingue corsi è un voto sovrano dai corsi in favore di Sari Conoscenza, voto che era assai consensuale. Bon, ripiglio la stessa cosa per guardare appena in Romain Colonna, mi interessa la sua maniera di presentare le cose qui. In un articolo che va ambientato qui, se volete bisogno, là di Roma, si trova en ligne. Le problème est bien celui de deux discours sur la citoyenneté qui s'opposent. Le premier repose sur l'exclusion au service de l'un, donc l'idea unica di cultura. Le second s'appuie sur l'inclusion au service du divers. Magnifica formula di Romano Colonna qui, per dire che a questo momento qui cominciamo a avere una concepitura sfarente di cittadinanza di modo generale, con l'idea di un Stato-nazione di XIX secolo e di cittadinanza culturale di noi. Pensa, l'ha messo di noi in grasso, pensa una forma nuova di cittadinanza. Un des outils susceptibles de venir appuyer cette démarche et de consacrer la citoyenneté à travers le droit culturel et non plus exclusivement sous l'angle civique, fonder le corse comme langue du citoyen et puis tendre facci riverenza au rapport di Iago Moutier, rapport remis en 2004 aux autorités préfectorales et politiques de l'île. L'università, attraverso la parola di Iago Moutier, tendo rimetti un frutto di praticamente 30 anni di almanacchera di un apparecchio critico e di legittimazione, dici ecco, a lingua corsa oggi non è più in a sfera privata, è a lingua di un cittadino, perché in un frattempo è messo a ritroso a diglusi. Dunque tutto questo finalmente porta quantunque i suoi frutti. 1888, existence d'une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption, le peuple corse, un voto storico della Sardegna, e il 17 di maggio 2013 a ufficialità che Romano di noi ha fatto un libro, voto per l'insegnamento obbligatorio di noi, qualche anno anzi, fine. Bon. I voti quantunque di corsi a favore di asolingua sono quantunque numerosi. Ciò che mi interessa molto qui per entrare in una seconda parte di un proposito è quantunque l'inclusione au service du divers. L'inclusione au service du divers. Vale a dire questa nozione di diversità e questa nozione di nazioni inclusive. Nazioni inclusive. Dunque, allora, quali sono nazioni corsa sì, ma gli Stati Uniti è una nazione, la Russia è una nazione e a Corsica è una nazione. Vedete vecchi, quantunque, abbiamo appena la barragina qui pensando quantunque a certe nazioni, Stati-nazioni federati come il Canada o gli Stati Uniti o centralizzati come la Francia, l'Italia o altri, l'India, eccetera. Siamo quantunque abbastanza chiusi. Corsica 8.000 km² per rapporto all'immensità di certe nazioni del mondo, non ci possiamo mica impittare. Dunque ci sarà la possibilità di essere una nazione essendo quantunque in un territorio che è un'isola di 8.000 km². C'è tutta una riflessione di noi da portare, al di là di un nuovo modello di cittadinanza, c'è la possibilità di l'affermazione qui. Mi sono appoggiato qui tempi fa di non andare
le projet de constitution pour la Corse di Rousseau, che era una comanda di buttavo per Paoli all'epoca e che non è mica stata tiata in conto, ma comunque chi era molto interessante. Dunque hai questioni qui, l'utopia rousseauista, un Stato-nazione che finalmente in dell'idea non è mica dato alla Corsica, che è un Stato-nazione francese, un'alternativa a un certo mimetismo. Se noi siamo nazioni domani con un'autonomia, un'indipendenza, saremo una nazione omogenea con un Stato, un territorio, una lingua sola. Mi pare che no, dunque è un'altra idea forza di una nazione e bultiamo questa idea di contratto e forza di un'idea che esiste in della filosofia del mondo. E quando Rousseau usò il progetto di Costituzione di Corsica, scrive, un grosso, scrive ses considerations sur le gouvernement de Pologne. E che quando ha lavorato appena a Rousseau, ha guardato un po' ciò che lui diceva a Pologne e mi pare che è possibile di trasformarlo a Corsica e che ci può dare un po' di idee en quoi. Grandeur des nations, étendue des États, première et principale source des malheurs du genre humain. Et surtout des calamités sans nombre qui minent et détruisent les peuples policiers. Presque tous les petits États, républiques et monarchies indifféremment, prospèrent par cela seul qu'ils sont petits. Donc l'idée dit a grandi nazioni, Rousseau a messo in lei l'idea di guerra, di aggressività, di egemonia, di dominazione e il XIX e il XX e anche il XXI un l'idea non manco morto all'ambrasco di Rousseau. Donc quoi, petit, que tous les citoyens s'y connaissent mutuellement et s'entre-regardent, que les chefs peuvent voir par eux-mêmes le mal qui se fait, le bien qu'ils ont à faire et que leurs ordres s'exécutent sous leurs yeux. Donc quoi, l'idée a dit una prossimità, l'idée a dit un governo che si accanto al suo popolo e ciò che noi andiamo per l'università. Quando noi andiamo all'università di Corsica, che fai? L'università con 40.000 studenti, vabbè, ma i professori non hanno mica la stessa disponibilità, siamo qui e abbiamo quantunque una prossimità. Dunque, questa idea di ciugulezza qui porta i suoi virtù. Allora, federalismo, manco male, Et dit simple Rousseau, commencez par resserrer vos limites si vous voulez réformer votre gouvernement. Peut-être vos voisins songent-ils à vous rendre ce service. Ce serait sans doute un grand mal pour les partis démembrés, ce serait un grand bien pour le corps de votre nation. Que la séparation des deux Pologne soit aussi marquée que celle de la Lituanie. Ayez 3 États réunis en un. L'idea federale apparisce. E poi è mondo interessanti. Inde a Costituzione di un mondo, forza chi l'idea di ciugulezza può essere rivitulita. Sogneggio, so qui con voi a avere un proposito in piena utopia con Rousseau. En un mot, appliquez-vous à étendre et perfectionner les systèmes de gouvernement fédératifs, le seul qui réunisse les avantages des grands et des petits États, par là le seul qui peut dire a Polonia, ma a Pularia Muri, a Ocorso. C'è stato parecchi tesi, Fernando Ettori ha fatto la sua tesi non a Rousseau e ha parlato un mondo di un progetto di Costituzione, ne da parlare ora, e poi c'è stato un certo Antoine Hatzenberger qui dit le projet de constitution pour la Corse, dans notre hypothèse, fonctionne comme une expérience cruciale dans la mesure où c'est sur cette île textuelle que viennent se concentrer les différentes caractéristiques du modèle utopique. E dici in sostanza il fatto di Sacciucu è un'idea interessante e adesso di noi ad sviluppare valori paesi in linea con le altre nazioni. Dunque, veramente l'idea di un federalismo. Peut-être
reposer, à l'exemple corse, peut-être reposer le problème des relations internationales. À partir de l'exemple corse, dit Heisenberger. Donc, peut-être reposer le problème des relations internationales et du droit des peuples dans le cadre de la pensée utopique. Donc, tutto qui da una tesi, un libro che voi potete trovare in linea, ma quantunque l'idea di federalismo non è anche morta oggi con certi specialisti di Rousseau che cominciano a pensare a maniera che si potrebbe costituire un mondo al di là di guerra e di l'egemonia. Faranno rettori, si sentono noi che sostengono una tesi Rousseau, législateur de Corse, e dici da Rousseau, l'esprit du projet est aux antipodes de Paris. Donc, puis, le général, qui est un homme des Lumières, voulait civiliser les Corses pour les rendre semblables aux plus évolués des Européens. Rousseau, au contraire, veut conserver tout ce qui peut l'être dans ce qu'on appellera plus tard l'identité culturelle, parla di mœurs, Rousseau all'epoca, e dice che ces mœurs danno un'importanza, l'identité culturelle d'un peuple, et pose avec une clairvoyance aiguë un certain nombre de problèmes d'aujourd'hui. Donc siamo in una specie di sincretismo qui di idee tra un Paoli che fonda la nazione in un contratto e la Costituzione e un Rousseau, filosofo, che propone un progetto di Costituzione, ma che mette in avanti già e in principio l'idea di a cultura come qualcosa di importante per la nazione. Donc c'est un peu, il s'agit moins, extrait du PCC, du projet de constitution pour la Corse, il s'agit moins de devenir autre que vous n'êtes, mais de savoir vous conserver comme tel. Donc l'idea di un patrimonio, di un capitale culturale, di un fatto che la lingua nasce o manco a un medievo, ma che è un frutto di un procedimento lungo di storia, è comunque importantissimo qui, e dunque noi siamo qui oggi nell'idea di nazioni. Voglio parlare di nazione inclusiva, voglio parlare che è una nazione che non può mica postulare l'uniformità, una nazione che quantunque deve posare di noi nel suo capitale culturale, linguistico, il suo patrimonio artistico, architetturale, eccetera, eccetera. Tutto questo ci mette in situazioni di inventare, giungo a fini di ciò che voglio dire. Dunque, elementi per inventare su un modello che a me mi pare essenziale in un plurilinguismo, tale che è bramato dall'Europa di noi, rifletta la lingua e il suo modello, con la di noi stabilizzato a polinomia, il corso è una lingua polinomica la citiamo come tale, e abbiamo riflettuto a norma, abbiamo stabilito una norma plurale con la possibilità mica a 100% in una parlata sì, ma c'è mica una possibilità fina di andare a spicchiare l'insieme di dialetti che noi abbiamo qui, Sofado, Sotaio, in Balagnino, perché io ho rispettato comunque l'ele, ma posso scrivere a nazioni o a nazione, secondo che so di giù in su, e che ha scritto un simbolo di un rispetto e di una pluralità che si deve rispettare per essere ripetitivo. Dunque, di noi una nazione che accetta i suoi lingue in presenza, non vedo mica i nazionalisti più duri di c'è una sbarazzata di un francese o un corso. Non ne conosco manco in dei più radicali, che ha da dire fuori il francese dalla lingua. Il francese fuori, un'altra affare, ma fuori il francese dalla lingua, non vedo mica, se trovate un partito, un'idea di un nazionalismo corso, i dipendentisti di sicuro, che dica
il corso adesso è la lingua di una nazione unica e la lingua sola insegnata, non conosco. Dunque, le lingue in presenza. E di nuovo un'idea che mi pare interessante a me qui e che ho sviluppata durante la ricerca ha messo in continuità il rapporto di questa lingua corsa, tutto considerandola una, la lingua è una in diverse diversità. Complicato da fare, ma cerchiamo di spiegare. Dunque, la lingua ferma un oggetto sociale, societale, e che a conto mio è impossibile che da bussi isolata, esclusiva, unica, non ha uso territorio. Qui richiappo un'idea di frontiera, di un stretto, sapete che sono di Bonifacio e che i buchi e lo stretto mi dà un certo fascino e che mi pare importante che a un momento dato ci siano i luoghi che facciano i ponti e che a tempo ci mettono in situazioni di distinguerci. È un po' il ruolo di un stretto. Lo stretto si franca, ci lea e lo stretto ci spicca. Dunque, questa idea qui mi è assai piacevole. Di che oggi a Corsica è in un luogo di un Mediterraneo che ha sua cultura plurale tra italiano, francese, corso, cultura latina, ma di nuovo può essere altra, che ci mette in situazione di fare ponti, di dare lei, e mi sono appoggiato qui nell'idea di il povero Petrumari che aveva fondato due emissioni maggiori in dell'idea, conto mio, che di Mediterraneo e Cantara, scusate, Cantara di un ponte in aria. Che per Mediterraneo è un affare tremendo. Mediterraneo ne riparlerà giusto dopo. Ça si va être inteso, tempi va forse oggi appena meno, al momento dato Pilu Alessandri o Pedro Mari usavano la lingua corsa tenendo conto di ciò che podia capire, ciò che gli podia capire italiano. Non è che al momento dato invece di un maire, vedi il maire du village, diceva un sindaco, una corsizzazione di parola italiana per dire un maire, ma che non esiste mica in corso, un sindaco. Metti teso per dire un maire, un sindaco, per tu mai diceva un sindaco. Per dire una lista, un annuario, un listino, diceva l'elenco. Uno, l'elenco. Tanto chi vuole dire? Vuole dire che un corso ha in sua potenzialità, ha capacità di adattarsi a una situazione data culturalmente costruita. Ma quando erano paesi, Petrumari, in Figaglia, una amica da lì, un maire in Figaglia, un sindaco in Figaglia, e per dire la lista o l'annuario, una amica da lì, l'elenco, non esiste mica in corso. Dunque, vedete qui, con l'idea di una lingua formalizzata, l'idea di apolinomia, si andava più lontano che la polinomia dialettale e geografica che abbiamo dato, quindi era un affare tremendo. E gli stesso per i contatti con la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, Malta mi pare, per si scambi qui per l'emissione Cantara, il francese, che è lo possibile qui, dubitava un'altra lingua di un comune, non è un comune con i francesi, un comune con i tunisiani, i maroccani. Che di nuovo è interessante anche per l'idea della francofonia, che non è mica un'idea di egemonia qui, ma un'idea di scambi. E a Corsica tira il pro di potenzialità linguistiche tra il corso e il francese, almeno. Dunque, vedete che qui a Corsica si mette in situazione di essere un'isola che sa e si sparge e che apre i suoi raggi culturali così dall'Italia, a Sicilia,
a Francia di sicuro, l'Occitania, tutti qui, si britoni, e poi a sponda sud di un Mediterraneo. Dunque, vedete qui che l'idea della Corsica e di una cittadinanza nuova è quantunque a me mi pare magnifica, so se voi l'avete concepita così. Dunque, giungo alle conclusioni di questo momento, stesa di un concetto di lingua polinomica, una pinzata arcibelica, vi rimando qui all'identità rhizome, che sono concetti che esistono in dei creolisti, tutto che l'identità di non solo un'isola, ma di un arcipelago così che fa tai ponti traditi. E dopo ha proposto l'idea di una lingua sinattica, una lingua sinattica per spiegare in qualche parola senza insistere troppo. Dunque, prime conclusioni, l'unità linguistica non era mica a principio una sorgente dell'idea nazionale francese, che ci dovrebbe rammentare un po' e dire che oggi c'è da domandarsi se a Francia non è mica diventata una nazione etnica. Essendo così aggrancati nella sua lingua, senza aprire la Francia alla sua diversità, che è a principio un fatto, e dopo una permanenza, e una permanenza anche in l'immigrazione, vedete quanto c'è il dibattito di oggi. Dunque, la Francia sarà diventata una nazione etnica, ciò che noi in Corsica non siamo mica stati e come vogliamo mica essere. Quantunque, ringraziamo quantunque i processi che ci sono fatti, vous repliez sur vous-même, attention au communautarisme. Oggi il comunitarismo non siamo mica noi a praticarlo qui, in dell'idea di una lingua che ne avanziamo. La participazione attiva dei citoyens alla vita politica presuppose la connaissance de la langue nazionale, che è un fatto. E tu parliamo tutti un francese. E siamo contenti di avere una lingua di questa qualità qui in più in un nostro repertorio linguistico. Dunque è stata una conseguenza la giudita, un carattere multiculturale di luoghi è un dato collettivo della nostra vita oggi, in Corsica, in Francia e altro, e a minorità si tiene una potenzialità interna a riflettere, a porre la complessità di un mondo, a liare gli spazi e i territori culturali rispettando la diversità. Dunque, attenti a su modelli che confondono il comune e l'unico e ricusa in Francia una specie di ADN che ricusa ogni forma di federalismo, fossi solo linguistico. Allora, conclusione di noi, siamo una lingua, penso che quantunque abbiamo francata di Lucia, allora c'è altre forme che ci vorrei analizzare. La costo polinomico è proprio interessante, continuiamo a attrezzare la lingua, continuiamo a lavorare nella attrezzatura linguistica e continuiamo a portare una riconoscenza a nostra e a questa con il voto di 2013, aspettiamo quantunque un'altra riconoscenza più larga. Il plurilinguismo, l'Europa brama il plurilinguismo e poi sul federalismo linguistico io penso che il fatto di avere un nome è un corso è nominato, è a lingua corsa, non è mica l'italiano, non è mica francese, e qui basta fare un'unità a identificare. Dopo ciò che noi ci mettiamo dentro è tutto sul modello di continuità. Allora contiguità l'abbiamo come un nome, siamo un'isola, un territorio, l'abbiamo e abbiamo dato un nome. Dopo non vuole mica dire che non c'è mica possibilità di va ponti, e per questo che propongo io l'idea di continuità e contiguità attraverso un federalismo linguistico che a lingua appena nata l'idea di Pedro Mari qui
l'idea che la lingua può avere una sufficienza, una souplesse, per a un momento dato adattarsi a un'altra situazione. Per esempio, l'Italia. Dunque dico, di a lingua, di a vita di a lingua, chi decide di ciò che gli è arrivato e chi decide di non dire rapporti. Dunque la lingua da continuare a evoluare secondo ciò che noi vediamo questa lingua, noi andiamo e a quale frequentiamo. Tra noi è un'evidenza di noi che io non parlo più la lingua sottanaccia di, non so mica, di Giacchi Biancarelli o di Ernesto Papi o di Tarcani di la lingua sottanaccia, nemmeno Renato Cotti, ma che di già una lingua forza di neolocutori e una lingua professionale che ho costruito a poco durante i miei anni di insegnamento qui e che forza sono una specie di cameleoni di lingua corta, di quando so un balagna o un corti, aiuta a parlare in un'altra maniera che quando so quando so in portoghese o un altro. Dunque, l'idea di sinapsi, viene a dire che c'è due neuroni, qui è un'idea, due lingue, due territori, sono due elementi di un mondo e poi a un momento dato c'è qualcosa che lega, qualcosa che fa ponti e un corso è capace a sa funzione qui in dell'idea di cittadinanza e di costruzione che noi viviamo. Dunque, allora, là un po' appena un dibattito, per esempio ho fatto un dibattito qui con Nicola Battini e Gian Guido Talamoni 2 anni fa, per l'idea di, giusto appunto, un discorso demografico. Saremo in situazione di vacimandiare, sappiamo che la Corsica oggi è demograficamente un territorio di Francia che accresce il più presto. E diceva Lidia Miguel Castellani in 2006, chaque jour une douzaine de personnes s'installent en Corse et 5 la quittent. L'arrivée des rapatriés à partir de 62 avait été un choc frontal. Celle des fonctionnaires, investisseurs privés, travailleurs immigrés, retraités, vedettes du show business, errants de l'Europe de l'Est, fait partie aujourd'hui du quotidien. Bah, ils aiment travailler, hein, bien connu plus. La Corse est donc une île particulièrement ouverte. E oggi i semoriani qui, certi ci parlano di un problema, ho visto anche chi era questione del giornale non Sarimani, chi chiama patriota, era questione, iniziano dibattito a questione di a comunità di destino. Dunque, tutto che ci metti in situazioni di rifletta e di rifletta con argomenti. E ho aiutato i mail, ma non so che i mail, forse sarà il trattato da certi di wokist o di 68 trigatic, 68 retardé, forte, ma a tempo giunto a metà e l'idea che mi faccio di un modello di lingua nazione. Dunque, ultima diapo. Un monolinguismo a conto mio è un'ideologia persa, trapassata e pericolosa. L'uniformizzazione culturale è un'idea di dominazione politica, ma di non di dominazione economica. Vuol dire che l'interesse economico è di farci consumare tutti la stessa roba. Se voi vendete, non so mica, 2 milioni di camembert standardizzati è forse meglio che consumassi una manata di cage venaghese, che è un interesse economico per un camembert rispetto a un camembert. Fa un capriccio dei due. Voilà. Dunque, vedete che l'uniformizzazione culturale ha di noi un interesse economico e quando voi mischiate l'interesse economico e l'interesse politico, a un momento dato tutto viaggia per farvi squassare da questo mondo diverso. Dunque, inventare i modelli di diversità e lì a un mondo che è veramente un sogno, senza uniformizzarlo e ne metta tramizzare troppo, ma che è solo l'idea. E dunque, chi ce l'ha disse che essa giugo in Satara un'emica forza, da poi non so, una tara
o un difetto, ma piuttosto una virtù potenziale. Ecco, vi ho fatto un'ora e possiamo contrastare se voi avete brava. Vi ringrazio. Contrastare con i tarcani che ci sono qui. Contrastati vi rendimenti, non c'è mica ciò che propongo qui, non è mica verità, è un'oggettivazione con l'arnesi di sociolinguistica di ciò che penso. Domande, intervenzioni, rimarchi, contrasti. Anche da parte di colleghi per i primi. No, si dice nulla perché siamo tantissimi. Ciò che avete avuto, ciò che ne abbiamo avuto qua, è veramente una riverenza che ci permette di uniscere nella nostra capiscitura, perché spesso quando noi parliamo e che noi avanziamo un'idea di un corso, avanziamo a nostra, quella che noi teniamo, la cosa che noi siamo ci denunciano. Invece di ci vuole l'analisi, certi di noi guardano solo ciò che l'ha portato una certa cultura che ha fatto una nazione politica. Non so, tanto ci sarebbe interessante di andare a sfuggire certi documenti archivi, quando avete un affare che vi dice degli anni 1820, che dice che ci vuole mettere a lettura, imparare a lettura ai zideli di imparare a perdersi dal codice penale e ci vuole pensare ciò che le scuole, tanto i francesi, perché la maggiorità delle scuole si faceva in italiano. Allora chi dice il codice penale? Articolo 1, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Allora ci vuole fare questa specie di rigore, ci vuole immaginare che la vuoi una scuola, dove si impara una lingua dicendo tu condanni a morte alla tête tranchée, eccetera, eccetera. O ciò che lo dice un corrispondente dell'Italia, che hai aumentato, e dell'Italia siciliana, che dice voi siete fortunati perché avete una lingua. Dunque, benissimo ciò che tu ci porti una concretizzazione di un nostro comune come il nostro. Dunque, Noi è una sfera di noi, di un'idea, in più di poche occasioni, disgraziosamente, di essere davanti ai studi di corsi sibogani, dunque mi faccio piacere di essere con voi stamani e di spartare un momento così. Siete tutti licenza 1, 2 e 3 qui, ci sono le tre promozioni a tempo. Dunque assai piacere di ritrovarvi in questa occasione e di spartare appena un po' tanto che hanno sparto parecchiamo. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti valori a cristare, un sogno cittadella, un voli a stanciare.
già un'idea zitella di tempo e tempo